Andare in Sardegna è sempre un ritornare, perché c'è qualche cosa che ci appartiene un po' a tutti quando arriviamo in questi paesaggi. È un'emozione veramente grandissima, come è stata un'emozione per me e per Cecilia avere l'incarico dall'ISRE di fare questo film grazie ad Eledda, che all'inizio si intitolava Grazie ad Eledda, parole e colori. Poi, colpo di mano di Cecilia, e lei ha deciso che, man mano che la rileggevamo o la leggevamo, ha deciso che il film si intitolasse Grazie ad Eledda la rivoluzionaria. E credo che sia un titolo bellissimo, perché in questo titolo c'è già molto di quello che è un po' l'esplorazione nostra che abbiamo fatto degli archivi dei Leddiani, che sono stati emozionanti, perché proprio avere in mano le scritture di Grazia e poi insomma tutte queste testimonianze importanti della sua opera è stato una bellissima cosa, però ci ha permesso anche di mettere a fuoco come questa donna sia stata veramente rivoluzionaria, perché non solo perché è stata la prima italiana a vincere il premio Nobel e la seconda al mondo, non è solo quello, è proprio il fatto di essere riuscita a ribaltare un modo di fare, dei costumi, delle costrizioni che riguardavano le donne che non potevano studiare, lei si doveva ingegnare per trovare i soldi per spedire i suoi racconti alle riviste e agli editori del continente. Quindi diciamo questa forza anche di imporre il suo percorso creativo è stato una vera sorpresa, anche un bellissimo viaggio, e Cecilia in qualche modo si è confrontata quasi a specchio un po', perché sono state due donne che hanno attivato dei percorsi che prima non erano permessi alle donne. Deledda nella letteratura, Cecilia nel cinema. La chiamano la pioniera del documentario, la prima regista italiana del dopoguerra a realizzare documentari molto importanti sulla condizione femminile, il lavoro, sul fascismo, allarmi siamo fascisti, che ha girato con Miccichè e Delfrà, dovrebbe essere un film di testo nelle scuole. Quindi, insomma, è stato un percorso molto emozionante, molto bello, e sono contentissimo che sia dedicato a Cecilia questa edizione.